Sono le ore 16:05 del 28 ottobre 2012. Dai 5 minuti sono entrati tutti i rappresentanti delle liste che dovevano presentare le liste al Tribunale di Messina. Sono tutti in attesa di essere chiamati dentro l'ufficio del Tribunale. Saranno chiamati con un numero, visto che le operazioni rituali si prolungano per ogni singolo partito, ma la situazione è abbastanza tranquilla, si stanno svolgendo le operazioni. Questa data storica a un mese dalle elezioni del Parlamento siciliano. Questo è il Tribunale di Messina. Si realizzerà finalmente questo nuovo governo se riusciranno a raggiungere una percentuale per governare. Negli altri tribunali si è creata una situazione un po' complicata a seguito della lista, dei problemi che ha avuto la lista di Claudio Fava, ma sono stati subito approntati delle liste per riparare questa omissione. Stiamo aspettando che escano i rappresentanti. Questo è il palazzo dell'Università di Messina, fondata nel 1548. E questa è la via Tommaso Cannizzaro, è una via principale della città che si incrocia con Viale San Martino.